Individuato e fermato il responsabile del pestaggio di venerdì sera a Conegliano, l'accusa per un giovane senegalese è tentato omicidio, la vittima un 21enne albanese in fin di vita. Un questore di Treviso sottolinea l'estrema violenza del brutale pestaggio, domani in prefettura vertice sulla sicurezza partendo proprio dalla situazione di Conegliano. Non si ferma all'Alte, ingaggia con i carabinieri un folle inseguimento da Vedelago a Quinto di Treviso, un 45enne di Montebelluna alla fine bloccato e arrestato. Focolare la Croce Rossa di Jesolo, scattati questa mattina i controlli nelle aziende dove alcuni dei migranti lavoravano, intanto a supporto delle forze dell'ordine è arrivato anche l'esercito. Senza lavoratori dall'estero e senza voucher la vendemmia del Prosecco è a rischio, l'allarme di Coldiretti e del consorzio di OCG a poco più di un mese dalla raccolta delle uve. Primo ingorgo fiscale post-Covid, quasi 250 scadenze da oggi alla fine del mese, i commercialisti minacciano lo sciopero, imprese deluse per il mancato rinvio. L'idea di liberalizzare la 27, lanciata da Zaia, fa tornare d'attualità l'opportunità di completare il terraglio est, più forze di centro-sinistra l'invito ad aprire un procedimento di inchiesta pubblica. Il sindaco Conte però dice andiamo avanti. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque in primo piano, fra poco parleremo anche del primo titolo, cioè dell'individuazione del responsabile del brutale pestaggio di venerdì a Conegliano, però prima diamo lettura del bollettino dell'Azienda Zero sul coronavirus, il bollettino serale che va ad aggiungersi a quello di stamane, che mostra ancora una volta il fatto che la ripresa dei contagi non si fermi nella nostra regione. In totale nelle ultime 24 ore sono 43 i nuovi positivi in tutto il Veneto, portando il dato complessivo a 19.661 dall'inizio dell'epidemia. 3 nuovi decessi e poi il numero delle vittime dunque che sale a 2.053 tra ospedali e case di riposo. Molti dei nuovi positivi, 35 dei 43, fanno riferimento, l'abbiamo visto nel telegiornale del Veneto, alla provincia di Padova. Nelle ultime 8 ore un nuovo contagio per quanto riguarda Treviso, leggero incremento, più 3 nei pazienti con Covid ricoverati nei normali reparti, mentre è stabile 7 quello dei ricoverati nelle terapie intensive. Insomma, è un'impennata che riguarda soprattutto la provincia di Padova, ma di fatto in regione i contagi non si fermano e dunque resta un po' la situazione in sospeso. Come resta in sospeso il sondaggio che abbiamo lanciato nel telegiornale del Veneto, che è continuato nel telegiornale di Venezia e continuerà anche su Ring, perché poi avremo il risultato proprio su Ring, e che riguarda il caso dei migranti che da Jesolo sono stati spostati a Cavarzere, ma con questa ipotesi in ballo di una eventuale riapertura delle caserme, e quindi si è pensato subito alla base di Cona. Allora vi stiamo chiedendo: migranti positivi, riaprire la base di Cona? Se per voi la risposta è sì, 0422 162 6691, se per voi invece non deve essere questa la soluzione, 0422 162 6690. Come sempre la chiamata è gratuita, non preoccupatevi se sentite il telefono occupato, in ogni caso nel momento in cui voi componete il numero di telefono il vostro voto viene registrato, e come sempre il risultato del sondaggio lo sapremo, lo conosceremo a Ring questa sera con Ferdinando Avarino. Dunque dicevamo, torneremo a parlare fra poco di Covid-19, di coronavirus. Prima però la notizia dell'arresto del responsabile di quel brutale pestaggio che ha scioccato davvero Conegliano. Si tratta di un 23enne senegalese, mentre appunto la vittima di quel pestaggio è ancora in fin di vita, e per questo l'accusa molto grave è di tentato omicidio. Possibilità. Lei ha 102 anni e lui ne ha 100, si sono ritrovati, sono innamorati, nei luoghi comuni, ognuno ha la sua stanzetta. A 48 ore dal violento pestaggio, poco lontano dalla stazione di Conegliano, il responsabile è già in cella. Si tratta di un 23enne di origini senegalesi, Sileymane Pam, fermato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio venerdì sera tra via 21 Aprile e piazza Aldomoro di un operaio 21enne albanese ora ricoverato in terapia intensiva a Conegliano in condizioni gravissime, ridotto in fin di vita dai colpi ricevuti anche quando era ormai esanime a terra. C'è stato prima un colpo
colpi assestati con le mani e successivamente anche un colpo assestato con il piede che purtroppo ha provocato danni ingenti alla vittima. Una zona ben conosciuta dagli agenti del commissariato, quella della stazione, e con essa i giovani che ci gravitano. Questo e la collaborazione dei testimoni hanno consentito di risalire velocemente al responsabile, un giovane incensurato che vive in città con il padre e i fratelli. In questa ricostruzione, in questa attività di indagine è stata preziosissima la collaborazione di numerosi cittadini che anche spontaneamente si sono rivolti presso il nostro commissariato di pubblica sicurezza in Conegliano per fornire un contributo testimoniale fondamentale all'individuazione dell'autore del fatto grave. Sui motivi del violento litigio e il contesto in cui è maturato, gli investigatori della Mobile stanno proseguendo le indagini che potrebbero portare anche al coinvolgimento a vario titolo di altri soggetti. Intanto il questore risponde così alla richiesta di maggiore vigilanza arrivata dal sindaco di Conegliano Fabio Chies. I controlli che erano già in corso, sono stati già disposti, proseguiranno anche nei prossimi giorni e con l'intento di limitare e se possibile eradicare il fenomeno con tutte le disponibilità, tutti i mezzi, gli strumenti normativi che avremo a disposizione. Dunque il questore già in qualche modo risponde a quelle che sono le richieste da parte della città, ma in ogni caso domani, anche partendo proprio dall'episodio di Conegliano, quindi focalizzandosi su Conegliano, ci sarà un tavolo sulla sicurezza in prefettura. Domani abbiamo un tavolo in prefettura e di nuovo aggiorneremo su questa situazione, ma chiederemo ancora più forze dell'ordine presenti sul territorio. L'aggressione davanti alla stazione di Conegliano farà da spunto per il Comitato Provinciale Sicurezza convocato dalla prefetta Maria Rosaria Laganà, ultimo di una serie di episodi dove la violenza è il comune denominatore accompagnata dalla giovane età dei protagonisti. La novità sta nel luogo, a ridosso di due punti caldi come il Biscione e Corte delle Rose, ma fino ad ora sostanzialmente tranquillo. Però non possiamo assolutamente abbassare la guardia e non tolleriamo che questo avvenga in nessuna parte della nostra città. Città e cittadini che in verità non giudicano gravissima la situazione davanti alla stazione, bilanciata tra presenze soprattutto straniere e controlli costanti. Qua circola la droga, carabinieri, polizia, guardia e finanza e non so, arresti, robe, chiedono i documenti e robe. Quindi insomma c'è controllo? C'è il controllo dei carabinieri e della polizia, tutti i giorni sono qua gli extra italiani e anche extracomunitari. Lei viene spesso qui? Sì. E insomma, si siete tranquillo? Sì, a parte gli extracomunitari, sì, insomma. Ma c'è spazio? Cosa c'è qua? Anche sì, purtroppo sì. Di sera si fida a venire qua? No, di sera no. Che la sera e soprattutto la notte le cose qui cambino e non poco ce lo raccontano i commercianti che forse per paura di rappresaglie non vogliono comparire. E qui emerge l'alcolismo diffuso, in particolare dei nordafricani, che dopo aver bevuto diventano violenti e pericolosi anche per le forze dell'ordine. È un po' una zona così perché comunque ci c'è della gentaglia, perché è da bloccare comunque questa gente appunto, così da assicurare di più anche gli abitanti della zona e rendere tutto più tranquillo. Un 45enne di Montebelluna invece è il protagonista del folle inseguimento nella notte tra Vedelago e Quinto di Treviso, tra questo appunto automobilista 45enne e alcune gazzelle dei carabinieri. Questo 45enne è stato arrestato per resistenza e violenza pubblico ufficiale perché dopo essere stato bloccato, non contento, ha anche aggredito i carabinieri. L'uomo al volante di una Fiat Punto stava percorrendo all'alba una zona di Vedelago, via Caravaggio. Una pattuglia dei militari di Vedelago ha ordinato l'alta all'utilitaria, ma l'uomo non si è fermato. Ne è nato dunque questo lungo inseguimento che ha visto in strada anche le pattuglie dei carabinieri di Asolo e Paese, che è terminato soltanto a Quinto di Treviso. Prima di essere arrestato, come dicevamo, il 45enne ha anche ferito 2 militari medicati in ospedale, è stato poi tratto in arresto. Torniamo allora a parlare di Covid-19, di coronavirus. Prima di tutto da una notizia che arriva dalla polizia locale per quanto riguarda i controlli in città e si parla della chiusura di un ristorante
che serviva con modalità buffet self-service nella zona Fonderia. Venerdì 10 luglio, su una segnalazione degli stessi clienti del ristorante, la polizia locale ha effettuato un controllo presso questo ristorante all'ora di pranzo ed effettivamente il cibo veniva non servito dai dipendenti come previsto dalla normativa anti-Covid-19, bensì ogni cliente si serviva da solo in palese violazione della normativa sul self-service buffet. Per questo il locale è stato immediatamente chiuso per 5 giorni. Poi lunedì gli agenti hanno verificato che il locale era ancora aperto e hanno proceduto a contestare una nuova chiusura di 5 giorni e in più il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria per violazione dell'articolo 650 del codice penale in quanto non aveva appunto ottemperato all'ordine impartito. Accadeva dunque in zona Fonderia. E poi c'è il caso che rimbalza anche nella Marca Trevigiana, evidentemente in una Jesolo che è affollata anche di tantissimi turisti trevigiani in queste settimane, in questi weekend, il focolaio alla Croce Rossa di Jesolo. Scattati questa mattina i controlli nelle aziende dove alcuni dei migranti lavoravano e intanto è arrivato a supporto delle forze dell'ordine anche l'esercito. Covid alla Croce Rossa di Jesolo. Non si placano le polemiche dopo la scoperta dei 43 migranti positivi al coronavirus. I contagiati sono stati trasferiti, gli altri 85 negativi al tampone sono in isolamento nello stabile di Via Levantina e la notizia rimbalzata sui media nazionali ed internazionali non sta certo facendo una buona pubblicità alla località balneare, tanto da far partire azioni legali. Noi, come sicuramente la Confcommercio, ma anche le altre associazioni, vogliamo capire cosa è successo, com'è possibile che ci siano 43 ospiti della Croce Rossa positivi e che nessuno si sia accorto di nulla. Quindi ovviamente è una cosa che vogliamo capire, indipendentemente poi dalla richiesta danni o no, che se c'è qualche responsabilità è giusto che venga fuori, però è anche giusto sapere e capire perché è successo questo e anche per evitare che succeda ancora. Quindi quello che stiamo chiedendo un attimino, che la Croce Rossa sia destinata eventualmente ad altre attività della Croce Rossa, ma non ad ospitare dei migranti. Intanto è arrivato anche l'esercito a supportare le forze dell'ordine nel controllare che nessuna delle persone in quarantena esca dalla struttura e sul fronte epidemiologico sono scattati i controlli sui contatti dei migranti, in particolare nelle aziende dove alcuni di loro lavorano. Dal punto di vista epidemiologico non siamo preoccupati, nel senso noi adesso stiamo facendo le verifiche sulle aziende dove alcune di queste persone lavoravano, sono soprattutto aziende agricole del territorio, quindi stiamo vedendo tutti i contatti come facciamo solitamente quando ci sono delle positività e li stiamo portando con il nostro Dipartimento di Prevenzione per avere un quadro più generale. A Jesolo, come sul resto del litorale, non risultano altre positività. Per turisti e pendolari, numerosissimi soprattutto nel fine settimana, restano le raccomandazioni su distanziamenti, igiene e mascherine. Se la gente ci aiuta, a ottobre ci saranno meno rischi, se non ci aiuta sarà forse un brutto autunno. Però ripeto, in questo momento la situazione dal punto di vista epidemiologico e sanitario è assolutamente tranquilla. E poi c'è l'altro riflesso che abbiamo raccontato e stiamo raccontando in questi mesi, quello economico. In tutto questo si incunea il primo ingorgo fiscale post-Covid, con quasi 250 scadenze da oggi alla fine del mese. I commercialisti da una parte minacciano lo sciopero, le imprese evidentemente deluse per il mancato rinvio chiesto al governo e poi la rabbia dei lavoratori autonomi stremati dalla emergenza economica. Nessun rinvio, nessuna proroga al pagamento e così il 20 luglio diventa il lunedì nero delle tasse, una raffica di adempimenti da oggi alla fine del mese per imprese, partite IVA, negozianti. Alla scadenza di luglio, già molte in un periodo normale, si sommano quelle previste al 30 giugno, slittate causa Covid di 3 settimane. Fatto sta che sono ben 246 le scadenze da osservare entro luglio, troppe in poco tempo, con i commercialisti oberati di lavoro che chiedono un rinvio e minacciano lo sciopero e i contribuenti, spesso a corto di liquidità, in difficoltà a pagare. Si sperava in un ritardo, uno spostamento del pagamento di tutte queste dipendenze fiscali e invece il governo lo ha mantenuto, ma lo ha mantenuto perché ha problemi di cassa, altrimenti lo avrebbe spostato. Gli 8 miliardi circa che dovrebbero entrare da questa prima
da questa prima tranche, se così vogliamo chiamarla, di adempimenti, servono per ovviamente sostenere tutte quelle azioni che ha messo in campo dovute al Covid. Dal mondo delle imprese si era levato un forte appello al governo ad un rinvio delle scadenze, appello che non è stato accolto, in particolare a far arrabbiare soprattutto la Conto 2020 di IRAP, IRPEF e IRAS. Io credo che sia tempo di passare dalla stagione delle emergenze alla stagione della programmazione, perché è vero che lo Stato ha bisogno di entrate, ma fa 100 miliardi di debito, fanne 108, cambia poco per lo Stato, perché mi pare che l'entrata di questo periodo sia circa 8 miliardi, primo. Secondo, ripeto, sulla conto del 2020, chi è sicuro che quello che paga è giustificato se l'andamento è quello dei primi 6 mesi? Perché io corro il rischio di pagare una cosa che dopo vado a credito nel 2021. Allora se ho difficoltà di natura finanziaria, mi vuoi far tirare fuori soldi, perché cerca di dire va bene, 3 mesi, 6 mesi, spostiamo la conto. E poi riflessi dei blocchi alle frontiere sul settore agricolo e in particolare sul prosecco. Con queste limitazioni, dicono Coldiretti ma anche il consorzio di OCG, è in seria difficoltà la raccolta per mancanza della manodopera dall'estero, con una vendemmia che si annuncia peraltro sin d'ora anticipata. Partiremo tutti intorno al 2-3 di settembre. Poco più di un mese quindi alla vendemmia del prosecco, e tra i filari incombe il caso vendemmiatori, uomini e donne che da anni arrivano dall'estero soprattutto per l'area Conegliano e Valdobbiadene. Ci servono migliaia e migliaia di persone per raccogliere gli oltre 8.000 ettari di vigna che esistono nel Conegliano Valdobbiadene. Il Covid ci pone alcuni interrogativi, soprattutto sulla manodopera estera. Quando entreranno dovranno fare la quarantena, oppure gli italiani saranno disponibili a sacrificare e venire a vendemmiare. Conegliano Valdobbiadene significa oltre 1 milione di quintali di uva. Quanta presenza estera ha tra le colline di Conegliano Valdobbiadene? Ma fondamentalmente la presenza estera è di circa un 60% della manodopera. Con questi numeri e con la vendemmia ravvicinata, palpabile quindi la preoccupazione dei produttori che sperano nel ritorno della manodopera locale. Ci si augura vengano integrati magari con persone che sono o in cassa integrazione o che magari in questo momento non sono impiegati, vedi, magari nel mondo del turismo, e che possano darci una mano. Potrebbe essere quindi anche una risposta per chi a causa del contagio è rimasto senza lavoro. Condizionale d'obbligo per Coldiretti se la CGIL non sarà disponibile a ridiscutere i voucher. Purtroppo c'è una frangia di sindacato che non vuole questo e penalizza purtroppo in primis i lavoratori oltre che le aziende. Cosa vuol dire la CGIL? Se ci fosse un po' anche un buon senso e capire che in questa fase, non dico che devono esserci per sempre, ma almeno nel periodo, in questo caso della vendemmia o nella raccolta della frutta e delle verdure in giro per l'Italia, in determinati periodi sarebbe assolutamente utile, perché ripeto sono nati per l'agricoltura, non per altri settori. Le colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene sono patrimonio UNESCO, sono un elemento importante per il turismo non solo della Marca, anche del Veneto, e proprio oggi si è parlato di turismo con la presentazione a livello regionale di un vademecum proprio per gli operatori turistici anche in questo periodo difficile del Covid-19. Ogni organizzazione, privata o pubblica, deve darsi dei valori di riferimento per poter operare al meglio. Qui noi ne abbiamo elaborati 10 importanti che servono a far sì che tutto il territorio, non solo gli operatori turistici, ma soprattutto anche i cittadini, prendano coscienza di dove abitiamo, cosa abbiamo a disposizione nel nostro territorio. Ricordo che tutto il territorio veneto, tutti i comuni della regione Veneto sono potenzialmente tutti destinazione turistica. Quindi di questo dobbiamo esserne consci prima di tutto noi cittadini. L'assessore al turismo ha presentato la carta fondamentale dell'accoglienza e dell'ospitalità, una delle 12 azioni di lancio del piano strategico del turismo che riassume in un vero e proprio decalogo declinato per le diverse tipologie d'accoglienza. Un progetto nato prima della pandemia ma che ora si consolida a maggior ragione. Oggi più che mai diventa un elemento imprescindibile, uno strumento base, una sorta di linea guida per quella che sarà poi la ripartenza del settore turistico e di tutti gli operatori di questo settore. Si parla anche di sicurezza, si parlava di sicurezza prima ancora dell'avvento del Covid, quindi questo ci dimostra che avere un decalogo dei valori di riferimento per tutti noi per fare accoglienza sul territorio è fondamentale anche sul tema della sicurezza.
La carta parte dal riconoscimento di 10 qualità del Veneto che lo raccontano come una destinazione per tutti, affidabile, autentica, connessa e molto altro. E la vera sfida è mettere in pratica i suggerimenti proposti. Un piano strategico è importante quando lo si crea, ma è fondamentale farlo rispettare. Quindi altrimenti rischia di essere un bel piano che rimane nel cassetto. Questo è il rischio di solito di tutti coloro che fanno i piani strategici. Noi stiamo dimostrando che di anno in anno lo applichiamo con obiettivi specifici e finanziando anche questi obiettivi. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora nel telegiornale di Treviso. Rieccoci in studio in diretta per parlare di un importante appuntamento domani, un vertice del gruppo Benetton nel primo pomeriggio, una assemblea a Treviso per nominare il nuovo CDA della holding edizione con un mandato triennale e non di un solo anno come il board in scadenza. Alla presidenza di edizione verrà riconfermato Gianni Mion, pronto tuttavia a rinunciare ai poteri esecutivi non appena verrà individuato un amministratore delegato. L'obiettivo è proprio trovare un amministratore delegato per edizione in grado di ridisegnare il gruppo dopo l'esperienza di Autostrade per l'Italia, cambiando dunque il modello finora seguito appunto dai Benetton. L'idea sulla quale sembra che la famiglia sia compatta è di affidarsi a una figura forte per dar modo alla holding edizione di non fare soltanto l'azionista ma di intervenire nelle aziende che controlla senza delegare tutto ai rispettivi manager. Dunque domani una giornata importante anche per capire il futuro della società appunto che attraversa insomma un periodo non semplice con la questione Autostrade per l'Italia. A proposito di autostrade, liberalizzare l'A27, l'idea di liberalizzare l'A27 rilanciata in questi giorni dal presidente del Veneto Zaia ha fatto tornare proprio in questi giorni d'attualità l'opportunità o meno di completare il Terraglio Est. Da più forze di centrosinistra, PD in primis e dalle associazioni ambientaliste c'è l'invito adesso ufficiale ad aprire un procedimento di inchiesta pubblica sull'opera, ma il sindaco Conte dice invece noi andiamo avanti. Io sono assolutamente fiducioso sulla possibilità che il sindaco Conte possa anche egli riconsiderare la realizzazione di quest'opera. Non sono importanti le opere di mitigazione e di compensazione, non bastano. Qui bisogna bloccare proprio un'opera devastante quale il Terraglio Est. L'idea di liberalizzare l'A27 rilanciata dal presidente del Veneto Luca Zaia dopo la vicenda Autostrade solleva un fronte sempre più ampio di contestatori del Terraglio Est. No all'ultimo tratto, dopo Coalizione Civica e Lega Ambiente, il Partito Democratico annuncia per il 27 luglio un atto formale. Io nel prossimo Consiglio Comunale ho intenzione di chiedere al Sindaco Conte di aprire una inchiesta pubblica che permette ai cittadini di essere coinvolti direttamente. Credo sia davvero una questione anche di democrazia, perché qui si tratta di una scelta che va a impattare molto sulla vita, anche sulla salute dell'intera cittadinanza. Colata di cemento devastante per il quartiere di Sant'Antonino, ripete Grigoletto, ma da Cassugana il sindaco appare irremovibile. È stato approvato il bilancio e sono state finanziate le opere, quindi si va avanti con il Terraglio Est. Ovvio che pensare alla liberalizzazione di tutto il tratto della 27 potrebbe essere un'opportunità importante in aggiunta al Terraglio Est. Quindi le opposizioni che adesso cercano di cavalcare politicamente questa situazione, credo che di fatto alla base stanno prendendo in giro i cittadini. Torniamo a parlare di sanità adesso con la nomina dei 2 nuovi direttori per lo IOV, l'Istituto Oncologico del Veneto. L'Istituto Oncologico Veneto ha nominato 2 nuovi direttori. Michele Gottardi dirigerà il reparto di oncoematologia della sede di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, mentre Fabio Formaglio dirigerà l'unità operativa complessa di terapia del dolore e cure palliative a Padova. Gli incarichi dureranno 5 anni e daranno un nuovo impulso sia alla ricerca che al rapporto con il paziente anche sotto il profilo umano. Gottardi, 48 anni, si è laureato a Padova e dopo esperienze internazionali dal 2004 lavora all'ospedale di Treviso. Formaglio, 56 anni, si è laureato a Milano e dal 2015 lavora alla Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dopo importanti esperienze negli Stati Uniti. Adesso le notizie dal Bellunese.
Allora in primo piano per testimoniare ancora una volta una predazione del lupo, ancora una volta nella zona di Lentiai, nel comune di Borgo Valbelluna. Con la scorsa notte il predatore ha attaccato un'asina poco sotto il paesino di Canai, come vediamo nelle immagini, e poi lo stesso animale avrebbe raggiunto la proprietà, un'altra proprietà, sbranando 2 pecore e ferendo gravemente una terza. Gli allevatori della zona sono sconsolati e le istituzioni chiedono, a cominciare dal Ministro dell'Ambiente Costa, non muovono un dito. La situazione è diventata insostenibile, e con molti che hanno acquistato e pagato delle reti di recinzione ma devono ancora arrivare, e pascolare è diventata, dicono gli allevatori, un'attività ad altissimo rischio. Ma se non possiamo farlo, dobbiamo restituire i contributi. Insomma, resta alto l'allarme per gli allevatori ovviamente della zona, ancora di più perché il lupo non si ferma, ed è un'emergenza che si aggiunge a un'altra emergenza, quella evidentemente completamente diversa del Covid-19. Il Covid-19 qualche modo non ha frenato però la ripartenza dei lavori di recupero delle storiche scuole Gabelli di Belluno. In questi giorni, nel frattempo, è nato un comitato tecnico per studiare la ripartizione degli spazi. Oggi un sopralluogo. Rappresentanti del mondo scolastico, dall'ufficio territoriale all'istituto comprensivo, chi materialmente dovrà poi utilizzare i locali in via di ristrutturazione nelle storiche scuole Gabelli di Belluno è stato chiamato a far parte, insieme al comune, del comitato tecnico che contribuirà alla progettazione del polo destinato a prima infanzia, bimbi tra i 24 e i 36 mesi, fino alla scuola primaria. Il gruppo di lavoro è nato in questi giorni proprio per cercare di dare funzionalità il più possibile aderenti ai bisogni formativi e didattici di chi poi lavorerà e vivrà questi spazi. Aule, ma anche biblioteca, laboratorio e uno spazio dedicato alle famiglie, oltre a uffici amministrativi, e alla sala per ospitare l'associazione Cittadini per il recupero della scuola Gabelli, dove dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria, il cantiere nell'ampio edificio simbolo della didattica cittadina è ripartito. I lavori stanno proseguendo a ritmo serrato, non si fermeranno per la pausa estiva, al fine di recuperare proprio il tempo in cui a causa dell'emergenza sanitaria c'è stato il fermo. I lavori stanno procedendo bene, sono già state fatte delle campionature per quanto riguarda i pavimenti, il riscaldamento ai pavimenti, dei serramenti del piano terra di particolare interesse proprio per il fatto che devono essere mantenuti e quindi restaurati. E insomma un intervento che rappresenterà sicuramente un vanto per l'intera comunità di Belluno, e contiamo appunto dopo la pausa estiva del prossimo anno di poter vedere finito. Torniamo a parlare di traffico, perché pare non aver sortito alcun effetto il piano del traffico per mitigare i disagi del weekend sulle strade bellunesi. Traffico verso le località di vacanza in montagna, un altro weekend all'insegna delle code chilometriche con scene infernali sulla Gordina, sulla A51 di Alemagna. Serpentoni di auto rallentate dai cantieri sin dall'uscita della A27, con ripercussioni sulla viabilità di tutta l'area. Sulla questione stamane, nel corso della nostra edizione straordinaria del mattino, abbiamo sentito ancora una volta il presidente della provincia di Belluno e sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Queste le sue parole. Io avevo fatto anche una richiesta a Autostrade che potesse limitare al massimo i cantieri, e se ciò non fosse potuto essere, ci avesse permesso di non far pagare almeno il pedaggio a chi si muove, soprattutto nei fine settimana. Questo appello mi pare al momento non è stato ancora accolto, e quindi io continuerò sicuramente a spingere sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda la situazione di cantieri, abbiamo una situazione di blocco su Longarone, in particolare perché c'è un cantiere che si chiuderà, mi auguro, entro la metà di agosto, e adesso in queste ultime 2 giornate, grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine, abbiamo deciso, e mi auguro che ANAS potrà anche dare il proprio contributo nel prossimo fine settimana, con un paio di movieri, a soprattutto velocizzare coloro i quali svoltano verso Longarone o verso la Val di Zoldo, perché purtroppo non c'è la corsia di canalizzazione che di solito c'era, perché sono in corso appunto questi lavori, dalle immagini sono abbastanza evidenti e chiari. Quindi è una situazione veramente diventata insostenibile. È chiaro che la prospettiva è diversa, è quella di realizzare la variante di Longarone, che è stata inserita nel piano per le Olimpiadi, quindi io ho estrema fiducia sotto questo punto di vista che nel giro di qualche anno si possa risolvere. È chiaro che in maniera, diciamo così, a brevissimo termine, l'unica
nostra arma che abbiamo è appunto la disponibilità delle forze dell'ordine dell'ANAS di soprattutto cercare di occupare alcune zone strategiche per cercare di velocizzare il traffico. Queste dunque le parole di Padrin, siamo in chiusura, io vi ricordo però l'appuntamento fra pochissimo, continua ovviamente la nostra edizione straordinaria nella parte diciamo serale e avremo tra gli altri ospite fra mezz'ora circa il professor Giorgio Palù, quindi parleremo proprio dei contagi e di quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane, ma poi alle 21:15 come sempre, come ogni lunedì, torna Ring, il talk show del lunedì che non si ferma per tutta questa estate, quindi continuerà anche in agosto, evidentemente sotto riflettori, sempre di più si avvicina alle elezioni regionali. Sotto i riflettori ovviamente la rivolta di Cona, insomma il sit-in, il presidio di protesta di Cona con l'ipotesi di apertura della base per i migranti, gli ospiti di Ferdinando Avarino, Simone Borile del Movimento 5 Stelle, Gianluca Forcolin della Lega, Pietrangelo Pettenò di Rifondazione Comunista e Giorgio De Zen di Veneto che vogliamo. A proposito del caso di Cona vi facciamo rivedere il sondaggio che abbiamo lanciato nel corso del nostro telegiornale del Veneto, che continuerà e lo faremo rivedere anche nella nostra edizione straordinaria. Eccolo qui, migranti positivi, giusta l'ipotesi, l'idea di riaprire la base di Cona? 0422 162 6691 se per voi la decisione è giusta, 0422 162 6690 se per voi invece la decisione non è giusta. Lo ricordo ancora una volta, la chiamata è gratuita. Non preoccupatevi se sentite occupato, il vostro voto viene registrato nel momento stesso in cui componete il numero e il risultato allora lo conosceremo a Ring insieme a Ferdinando Avarino. Ultima cosa che vi ricordo prima di lasciarvi al meteo e a una brevissima pausa pubblicitaria, continuate a mandarci i vostri video, stanno continuando, li manderemo sempre in onda dei bimbi in TV. Allora 351 175 5340 per mandarci i vostri video via WhatsApp, in questo punto anche le vostre vacanze, le vacanze che stanno passando i vostri bimbi in questa fase diciamo post lockdown, ma con ancora un occhio evidentemente alla insicurezza, un po' incertezza della Covid-19. È davvero tutto, vi lascio al meteo, poi pochi istanti di pubblicità, ripartiamo con la nostra edizione straordinaria. Bentrovati al meteo. Settimana alquanto turbolenta in cui non mancherà il sole ma nemmeno una lieve instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 21 luglio. Sul Veneto generali condizioni di bel tempo, avremo un ampio soleggiamento e cielo sereno, specie nella prima parte della giornata perché a partire dal pomeriggio sarà possibile qualche annuvolamento sui monti anche con qualche acquazzone localmente fin verso la pianura. Clima caldo con temperature minime fino a 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 29 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sole un po' dappertutto, salvo per occasionali precipitazioni temporalesche sulle zone alpine, specie nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime sui 29-31 all'incirca. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui inizialmente sarà soleggiato, col passare delle ore qualche rovescio a carattere sparso. Temperature minime sui 18-19 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.